No, accidenti, mi chiudono alle 7:30 il centro commerciale, non riesco a prendere l'autoradio. È un casino col lavoro adesso, non posso più fare niente, di niente, di niente. Mannaggia, andrò a prenderla sabato a sto punto. Vabbè, oggi è lunedì. Oh, ma che roba! Sono terribili, porco cane, se ne sono volati 5. I ciappini qua, che sono quelli che schiacci a mo' di fibbia per sganciarla, sono saltati tutti. Traduzione, i giorni volano e non riesco mai a combinare niente. Bene, occhio, guarda. Non ci arrivano che se ho parcheggiato qua nel marciapiedi è perché cazzo vado in strada con la larghezza del camper e io ti parcheggio in strada? Ecco qua, gli ho aggiunto giustamente la nota. Se l'ho messo apposta sottolineato con le ruote a filo del marciapiede è perché nella vostra città le macchine passano i 200 all'ora. Non l'ho fatto per avere il camper inclinato e schiacciarmi le sospensioni e le ruote così. Che peccato, non ho fatto tempo a accendere la GoPro. Aveva chiamato un altro del trading online, però non la ciccetta solita, un ragazzo stavolta. E fa, conosce Forrest, madonna, Forrest Gump, chi non lo conosce? E niente, mi ho buttato giù. E tieni conto, pensa a te, adesso che ho i soldi non ho il tempo, prima avevo il tempo e non avevo i soldi, cioè vai com'è la vita, no? Praticamente cosa succede? Cioè, a parte che adesso sto iniziando a lavorare, avevo recuperato comunque i soldi, ho venduto anche la moto e tutto quanto, potrei prendermi le batterie e tutto quello che ci va dietro, non ho tempo ho il frigo da cambiare il termocoppia, non ho tempo per portarglielo. Le batterie uguali, cioè già che va bene, non so neanche ancora che batterie prendere, perché alla fine del gioco sembrerebbe che mi conviene per l'uso che ne faccio io, ossia quotidiano, prendere delle batterie normali, non batterie a scarica lenta, no? Perché mi pare di aver letto cariche e scariche 350, cioè non è neanche un anno a 365 giorni, io lo uso tutti i giorni, te capì? E cazzo vado a pagare 260 euro a batteria, quindi 520 euro all'anno di batterie, ma stiamo scherzando, mi pago meno di corrente a casa. Quindi no, assolutamente no, insomma, se è così che funziona, se è così che ho capito giusto. Bene, prenderò due normali, io direi due direttamente, cioè inutile rompersi tanto i coglioni, ne prendo due dirette, me le metto tutte e due nel gavone dietro, cercando di riorganizzarmi un po' gli spazi, cercando anche di prenderle più compatte, così se avanza spazio sopra ci metto una tavola di legno appoggiata sopra, così posso rimettere altra roba sopra, tipo le coperte di ricambio del cane pericoloso, quelle robette là. È da vedere il pannello, però lì sì, cioè sai, parti che non ne sai niente e di batterie, bene o male, da quello che ho capito, facciamo così. E per il pannello anche là chiederò su qualche gruppo di camperisti. E che dopo, ovviamente, quando chiedi una cosa a 1000 persone, cioè della serie, devo comprare un pannello, qual è il migliore? Ovvio che tutti ti dicono che il migliore è il loro, però hai 1000 pannelli diversi, capisci? Quindi è sempre punto a capo, insomma, è molto soggettiva la questione. Va bene, dai. Oh, l'autoradio da 2 settimane e mezzo che provo a comprarla, niente da fare, è che volevo prenderla in un centro commerciale qua vicino, andare di persona a scegliermela. Costano 80-90 euro adesso, io la volevo col Bluetooth e l'ingresso RCA, e lettore MP3, USB, cioè completa di tutto. Poi io la musica ce l'ho nel telefonino o nel tablet che tengo davanti, via Bluetooth mi passa la musica, perfetto, una figata. È solo che il centro commerciale mi chiude alle 7:30. Io finisco il lavoro alle 7, tieni conto anche 7:05, ho 7 minuti di strada dal lavoro a casa qua. Poi devo scaldare casa, per scaldare casa qua il motore della casa ci vorrà minimo 5, no vabbè minimo no, tieni conto 5 minuti, perché è diverso, non è come una macchina la scaldi 20 secondi e via, qua è diverso, se parti quando il motore non è ancora caldo, pronto, senti che tipo strattona, se invece è caldo, pronto, va perfetto a qualsiasi regime di giri. Quindi anche là tempo che va.
In più sto centro commerciale è a 15 km e quindi è impossibile, assolutamente impossibile. Cioè io sono pronto praticamente alle 7:20, 7:25 e chiude alle 7:30 che è a 15 km da qua. E quindi forse andrò sabato questo, che devo trovarmi anche con gli amici zingari in Brussa in teoria, che ti ho già portato, ho fatto sia il video che la puntina. Quindi la mattina magari facciamo un saltino veloce a prendere l'autoradio, la teniamo qua a casa e dopo con calma la monto. Già che la monto, guardo, apro le casse, la protezione delle casse per vedere che casse ci sono, cioè se vale la pena spendere quei 20-30 euro, quello che costano le casse non lo so, per mettere un altro tipo di casse migliori, oppure se queste sono già buoni per la dimensione che hanno. Beh, intanto qua ogni volta che scorreggi devi pagare, cioè qualsiasi cosa fai c'è la multa. E ti ho detto, io ho avuto quella che ero nella Romea, non so se la conosci, è una strada lunghissima, lunghissima, ti collega a mezza Italia, quasi tutta in mezzo ai campi, e ero gli 85 all'ora quando ero andato a vendere la Smart e sono partiti 180 bomboloni di multa. Altri 28 bomboloni la multa di ieri del parcheggio, perché apposta gli ho messo le ruote sul ciglio del marciapiede, perché è un marciapiede molto stretto, qua le macchine ti passano i 200 all'ora nonostante sia una stradina in centro, davanti ai carabinieri. Forse è proprio il fatto di vedere i carabinieri ti viene la tentazione, no, di dargli l'accelerata, e qua di sera, di notte passano in bomba. Limite 50, passeranno fisso, fidati, 120, cioè fidati, li senti il camper che si sposta, è una roba assurda. E vabbè, adesso gliel'ho messo nelle linee giù. Comunque le telecamere, ho visto dei carabinieri, dovrei rientrare io nel raggio visivo delle telecamere, quindi se mi vengono addosso, mi fanno saltare lo specchietto, si risale alla targa, credo, no? Non so se registrano anche, credo di sì. Spero di sì. Ecco la seconda, spero di sì. Vuoi andare a fare cacca di Amy? Andiamo a fare tanta cacca in giro, gli facciamo tanta cacca noi. Tanta cacca, tanta. Andiamo a fare la cacca in giro per il mondo, dai. Se qui ci sono i tuoi amici cani che a te ti fanno arrabbiare, quindi ci pisciamo là, così imparano. Vieni? C'è? Dimmi, raccontami. Hai sentito la droga? Hai sentito? Guarda che bravo sto cane. Che più la porti in giro, più impara a non tirare al guinzaglio. È un bravo cane, vero che è un bravo cane? Guarda, sta al passo sempre, bravo sto cane. Sì, ecco, vedi. E che è femmina, deve darmi contro. Tuo amico. Buongiorno. Allora, dove abito oggi? Vediamo. Where? Ciao cane, un bel posto, molto relax. Però quando voglio dormire qua devo alzarmi altri 20 minuti prima per andare al lavoro. Vabbè, insomma, ogni tanto dormo qua, ogni tanto dormo vicino al lavoro. Cioè vuoi mettere a dormire attaccato al lavoro? Cioè ti svegli, 7 minuti di camminata e sei al lavoro. Cioè tutti gli attacchi alla GoPro si sono rotti. Che balle, ma neanche quelli tarocchi, quelli proprio originali della GoPro. Almeno uno dice vabbè, inverno, il freddo, la plastica si rompe, invece no, cioè si rompono con niente, mamma mia. Sarebbero quelli lì che tu clicchi la clip e si sganza, e cliccando la clip si spacca sempre una delle due alette. Ma cinesate, li facessero in metallo, almeno li prendi in metallo, no, sempre quella merda di plastica. Vabbè, pazienza. Guarda che bravo sto cane. Che più la porti in giro, più impara a non tirare al guinzaglio. È un bravo cane, vero che è un bravo cane? Guarda, sta al passo sempre, bravo sto cane. Sì, ecco, vedi. E che è femmina, deve darmi contro.